Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti al Palacopron di Sesto. È la terza giornata del campionato di Serie C1 in Sardegna. Manca solo il fischio a parte del primo arbitro che arriva adesso. Comincia Sesto Sardegna Icno Sassari, subito il pallone che viene girato dal formazione di casa con il capitano Aramu. Carletti punta e subito impegnato Carta. Male qui con l'esterno, attenzione, Arguig ha superato Carta, poi non è riuscito a trovare la rete. Palla centrale, Marogna a sinistro, gran parata di Valdes, sarà calcio d'angolo e poi va a battere con lo schema. C'è Faedda al limite, la palla centrale e arriva quasi il gol di Secchi. Carletti centrale, l'1-2, bello Carletti, grande azione del Sesto Sardinia che passa avanti 1-0. Carletti, questa volta la palla dietro a Aramu, punta, gran gol da parte di Andrea Aramu e 2-0 Sesto Sardinia. Ancora finta di Secchi, poi si allarga e lo schema. Pagno. Allora riparte Aramu, destro, vicino. De Santi che trova l'imbucata, Serio, non sa cosa fare, poi la serve, De Santi calcia, trovano, sbaglia qui Aramu, l'imbucata e il gol di De Santi che riapre la partita. Erroraccio del Sesto Sardegna. Trova Beleboni di prima intenzione, Versace, grande azione, il gol di Versace, 3-1. Bella Versace, dall'altra parte Arguig, fuori Versace, buono lo stop, va sul destro, calcia, 3 minuti, doppietta per Versace. Versace centralmente, si gira, Versace, eccola la tripletta. Ben ritrovati amici di Directa Sport, incomincia adesso il secondo tempo tra Sesto Sardegna e Icno Sassari che deve recuperare addirittura 4 gol. Occhio qui, arriva subito il gol di Marogna, 5-2. Soliti due, solita finta, poi c'è uno schema, 1-2, 5-3, il gol di Fois, il capitano accorcia e manca ancora tanto. Marogna, possibilità, Marogna, Valdes. Poi Aramu finta, va sul destro e calcia, autogol di Corrias. Arguig, bello lo stop, Arguig, che gol! Palla verso Arguig, è bravissimo Arca ad avere una buona visione. Finisce così, finisce 8-3 per il Sesto Sardegna contro l'Icno Sassari, prima sconfitta esterna e soprattutto in campionato per gli ospiti.